Buongiorno amiche e amici, ben ritrovati con ore 13, un'oretta in diretta per stare insieme, per parlare di economia, per parlare ovviamente sempre del nostro territorio e per capirne le dinamiche. Oggi quello che vi propongo è una chiacchierata su il tema degli investimenti in costruzione generale, in edilizia, lavori pubblici. Ovviamente questo è uno dei settori strategici di qualsiasi paese, di qualsiasi zona e sicuramente lo è anche del nostro territorio, e insieme agli ospiti che ho qui oggi ad ore 13 vorrei capire se c'è qualche ricetta particolare, a prescindere dalla disponibilità economica, per provare a dare una spinta tramite questo settore. Allora, vi presento innanzitutto Vendemiano Sartor, che è presidente di Confartigianato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo Antonio Biotto, che è della Commissione Tributaria dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso. Buongiorno. E Sandro Zampesi, che è assessore ai lavori pubblici del Comune di Treviso. Buongiorno a tutti. 0422162798 e la pagina Facebook di Antena 3 per eventualmente darci le vostre impressioni, domande, considerazioni o, perché no, suggerimenti. Allora, partiamo dallo status quo. Com'è la situazione per quel che riguarda il settore delle costruzioni e della, costruzioni generali e più edilizia e quant'altro? Per quanto riguarda la nostra categoria, il mercato ha avuto anche un po' di ripresa in questi ultimi 2 anni, in funzione anche degli incentivi sia sul risparmio energetico sia sulle ristrutturazioni che sono messi in campo. È chiaro che il nostro mondo si interfaccia con interventi di piccola entità, di media entità, non con grandi costruzioni, e questo è un elemento sul quale bisogna lavorare per stimolare un po' la domanda, perché vediamo che la provincia di Treviso non è una provincia nella quale non ci siano risorse. Certo che se la gente ha sempre paura di qualche patrimoniale, ha sempre paura che aumenti la tassazione sulle costruzioni, evidentemente non è che vada a investire. Ricordo solo che per quanto ci riguarda il comparto costruzioni, mettiamo nel suo complesso, rappresenta il 40% delle imprese artigiane site all'alba in provincia di Treviso, quindi è un settore molto forte. Dall'altra parte però manca quello che può essere un intervento complementare, cioè quello della spesa in infrastrutture, spesa in costruzioni, spesa in ammodernamenti anche del patrimonio edilizio pubblico, dove evidentemente e per via di risorse e per via magari di complicazioni quell'elemento è ancora fermo. Fortunatamente il governo ha fatto una legge di semplificazione per i piccoli importi. Noi abbiamo già scritto una lettera a tutti i comuni perché cerchino di usare le imprese del territorio, e quindi un affidamento diretto fino a 150.000 euro e poi una procedura semplificata da 150 a 350.000. È chiaro che questo non risolve, però aiuta. Dopo il governo ha messo anche qualche risorsa per i comuni piccoli, non per quelli più grandi, per piccoli lavori da spendere entro l'anno, quindi anche la tempistica può aiutare. Mi auguro che la categoria della complicazione affari semplici non intervenga anche su questo poi lo vediamo, perché sicuramente perché altrimenti tutte le buone intenzioni poi vengono vanificate dalla messa in opera, quindi qualche elemento per stimolare c'è. Auguriamoci anche che si cominci a semplificare complessivamente il sistema, in modo che dalla decisione di partire ai lavori si accelerino i tempi. Allora, quindi privato, pubblico. Sandro Zampesi, tra l'altro lei è quasi da un anno, no? Assessore, e tra l'altro lei nella vita è architetto, oltre che ricoprire questo ruolo istituzionale e amministrativo, quindi ha la doppia visione e anche le competenze, insomma, per affrontarlo nella maniera adeguata. Che situazione ha trovato per quel che riguarda la disponibilità sul fare degli investimenti come pubblica amministrazione? Sì, allora, io volevo intanto finire un attimo il discorso iniziato sulla edilizia privata, cioè sul mondo privato, dove effettivamente, come chi mi ha preceduto, notiamo che c'è un leggero miglioramento, e questo secondo me va ricordato, è dovuto anche agli strumenti urbanistici messi in piedi dalle varie amministrazioni con i piani degli interventi,
che in tutti i piani di interventi ci sono incentivi, misure premiali per riqualificazioni, soprattutto per edifici con alta prestazione energetica, e quindi un buon contributo l'ha dato questo strumento. E anche il piano, a mio avviso, il piano casa, che ha dato una sprone a questo settore in un particolare momento di crisi, e che quindi è stato, al netto di singoli episodi che possono avere avuto delle polemiche, discussioni eccetera, però è stato un ottimo strumento, e che ha consentito di fare degli ampliamenti con un alto valore di prestazione energetica nella casa, ma anche un alto valore architettonico. Dal punto di vista pubblico, diciamo che il problema è sempre quello del reperimento delle risorse. Noi per esempio quest'anno abbiamo un anno un po' particolare, abbiamo un investimento di circa 20 milioni di euro, ma dobbiamo dire che c'è un intervento straordinario legato al bando periferie che il Comune di Treviso è rientrato in quella graduatoria, e quindi circa 14 milioni di euro ci vengono dati per la riqualificazione quasi tutta esclusivamente nel quartiere di Santa Maria del Rovere, ereditato un po' dalla precedente amministrazione, dove faremo degli interventi importanti. Questo vale, mi perdoni, solo per il 2019 o per tutti e 5 gli anni di amministrazione? No, questo c'è stata anche una presa di posizione del governo, che prima aveva congelato, sospeso, e poi ci ha dato modo di avere questi finanziamenti dove i progetti sono già stati pagati, e il finanziamento per le opere sarà dato negli anni 20, entro il 2020, quindi avremo questi interventi tra il 20 e il 21. Ecco. Bene, allora insomma questo primo flash c'è una questione di fiducia, soprattutto per quel che riguarda il privato, no? Perché denari ce ne sarebbero anche da parte, sta di fatto che però se non c'è fiducia nell'investire il mercato si ferma. Dall'altro ovviamente sono quelli che possono essere i soldi a disposizione, in questo caso stiamo parlando di un comune, però poi vedremo anche le opere quelle più grandi dove non sono direttamente coinvolti i comuni. Sta di fatto che per esempio prima il Sartor Biotto diceva una cosa, no? Sì, la fiducia, anche perché se alleggia sempre questa minaccia di una patrimoniale o di un continuo innalzamento di quelli che possono essere i tributi imposti sugli edifici, è difficile che la gente, chi ha i soldi, li investa nel mattone. Questo non c'è dubbio, è chiaro che la fiducia, l'aspettativa che le imposte aumentino, è chiaro che è un freno per certi investimenti. Bisogna dire la verità che per il momento, per adesso, come dire, non ci sono... Che sensazioni ha? Perché in passato, diciamo che negli ultimi 10 anni è stata calata sì, abbastanza pesantemente. Sì. No, mi pare che come dire, sia per quanto riguarda il mio osservatorio, diciamo, di commercialista, sia dal punto di vista dell'Università di Venezia dove insegno, devo dire che non ho l'impressione che ci sia un'idea di un aumento delle imposte, non ho questa impressione. Certo, la patrimoniale viene sempre agitata come spauracchio e potrebbe anche essere l'estrema ratio di fronte a situazioni di particolare difficoltà, però mi pare che insomma nessuna delle forze politiche che è al governo abbia, come dire, in qualche modo fatto capire che vorrebbe introdurre questo tipo di tassazione, quindi mi pare che per adesso da questo punto di vista il clima non sia così negativo. È chiaro che in generale invece la situazione è che l'economia sta rallentando, questi i dati ce lo dicono, sono evidenti da parte di tutti, quindi questo è il problema. Il problema è la fiducia nell'economia nel complesso, è chiaro che se non c'è fiducia gli investimenti non partono e se non partono gli investimenti non riparte l'economia. Voi da questo punto di vista che sensazioni avete? Guarda, citiamo un dato che è emerso un paio di mesi fa, no, su tutta la stampa. La provincia di Treviso è la terza provincia per risparmi, depositi, dopo Milano e Roma, no? Parliamo sempre per unità naturalmente, ma questi risparmi sono aumentati dal 2007 al 2017, quindi 10 anni, dei quali mettiamone 9 di piena crisi, sono aumentati del 217%.
significa che noi ragioniamo del PIL, della produttività, dell'economia e quant'altro, ma se le risorse prodotte non vengono messe in circolo, evidentemente è una ricchezza che non viene, diciamo così, utilizzata, e tant'è che anche l'altro dato che possiamo citare è che mentre per via delle esportazioni, insomma, a parte l'ultimo quadrimestre, dopo incide anche incide anche il mese di dicembre che non aveva tante giornate lavorative, no? Incide anche questo poi nella produttività, ma voglio dire, le esportazioni sono aumentate molto di più rispetto anche al 2007 antecrisi, nei consumi interni nostri, dove il Veneto era la prima regione tra quelle con termini, no? Si è bloccato e non ha seguito il flusso del potere d'acquisto e del potere della ricchezza prodotta. Siamo arrivati ad essere invece della prima la quarta regione per spesa pro capite, no? Quindi significa che è un elemento anche di spinta, anche, ripeto, per guardare avanti e per dire che domani il sole si alza ancora, altrimenti noi ci involviamo. Adesso è vero che questo governo ha un po' delle questioni aperte sul sistema economico e quant'altro, però ci sono anche, magari lo confermerà anche il dottor Viotto, delle aziende che avevano delle programmazioni di investimento che le hanno congelate per il momento. Allora, tutto questo tema non porta, diciamo così, percorso positivo nel territorio, e noi che abbiamo i nostri soci che vivono la maggior parte di ricchezza e di lavori del territorio, evidentemente non è che abbiano un grande fiorire, no, di attività. Allora, c'era un po' di aspettativa fino a qualche trimestre fa. Allora, coinvolgo Zampese, anche se, come dire, per la figura che ricopre non sarebbe di sua competenza, però che sensazione avete dal punto di vista politico, cioè su quella che è l'approccio verso la componente economica del Paese? Ma la mia personale è quella che c'è un governo nel quale ci sono delle persone più responsabili e altre persone che sono un po' più ideologiche. Parliamo per esempio delle grandi opere, no? Le grandi opere, una volta impostate, non è a mio avviso che te le puoi giocare con una valutazione ambientale strategica, con una valutazione di incidenza ambientale, cioè questi strumenti, che sono strumenti importantissimi, sono di ausilio all'opera, cioè tu hai deciso di fare quell'opera e poi per le opportune mitigazioni, per l'inserimento armonico e coerente nel contesto ambientale, eccetera, hai questi strumenti altamente scientifici che fanno sì che quell'opera abbia il meno impatto possibile nel territorio, ma non deve essere usata come esclusione di un'opera, a mio avviso. Quindi secondo me fa bene quella componente del governo nella quale io mi riconosco, ovviamente, a tenere duro e a dire calma un attimo, e riverifichiamo i dati, eccetera, perché sono opere che sono assolutamente importanti sia per il Paese, sia per dotarsi di infrastrutture sempre più moderne, come si diceva prima, e anche per dare lavoro. Assolutamente, quindi... Sì, insomma, non deve essere una vergogna dar lavoro, come non deve essere una vergogna passare la linea alla regia per la pubblicità. Riprendiamo la chiacchierata su appunto il tema di oggi, cioè se ci sono degli spunti per provare a sbloccare o quali tasti si possono premere affinché il settore dell'edilizia e dei lavori pubblici possa in qualche modo dare una mano all'economia del Paese. Quindi, allora, primo assunto che penso possiamo condividere è che lavori, cioè ristrutturazioni, costruzione di nuove opere, eccetera, lavoro uguale lavoro, sembra un gioco di parole, anzi è un gioco di parole, però è assolutamente importante. Si diceva, uno degli strumenti che ha dato dei risultati, penso che possiamo condividere, è il piano casa, corretto? Certo. Quindi diciamo tutte quelle iniziative che possono partire anche, diciamo, dal governo centrale per poi avere una capillarità tramite le amministrazioni, che possono dare degli incentivi quantomeno di sgravo fiscale. Da tributarista lei mi conferma questa cosa? Assolutamente sì, certo. Sicuramente le norme sulle ristrutturazioni, i crediti d'imposta, questo ha agevolato moltissimo, ha dato
dato fiato, di fatto diciamo, è la collettività che si assume attraverso un minor carico d'imposta per chi fa il lavoro, si assume una parte del costo, è questo, no? Quindi è una fiscalità a favore, paradossalmente. Ma possono esserci anche altre soluzioni che poi non vadano a ricadere nel minore introiti, che vuol dire distribuire perché quando sono minori introiti, attenzione, perché poi, no, ogni tanto non ci pensiamo, però quando c'è uno sgravio fiscale vuol dire che lo Stato incassa meno tasse. Se incassa meno tasse dalla vendita di questa cartellina, significa che poi le tasse non incassate dovremmo mettercele noi. Sì, l'obiettivo dovrebbe essere quello di far emergere il sommerso che stava dietro le vendite delle cartelline che non venivano dichiarate, e quindi naturalmente da una parte ci saranno meno introiti, dall'altro dovrebbero essere invece l'emersione di sommerso, quindi nuovi introiti, di cui diciamo la misura dovrebbe tendenzialmente andare in equilibrio. A questo punto la domanda che le faccio, visto la sua competenza, è: siamo nell'anno della famigerata fatturazione elettronica, no? Primo paese in Europa ad aver applicato insieme al Portogallo, se non sbaglio. Sembrava che dovesse cascare il mondo di fronte a questo nuovo sistema, ma perdonatemi, se nel 2019 scrivere 2 codici su un computer diventa un blocco mentale, forse c'è qualcuno che deve stare nel mercato, però questa è una mia riflessione. Che vantaggi ci saranno? Cioè, possono esserci dei vantaggi anche per sbloccare i lavori di edilizia e quant'altro da questa cosa? Allora, intanto mi faccio dire, c'è il Portogallo, siamo in compagnia del Portogallo e di una serie di paesi centro-sudamericani, questo per darci l'idea di come siamo collocati. È vero anche che ci sono molti paesi scandinavi che la utilizzano, pur non essendo obbligatoria, e la utilizzano molto più che da noi. La fatturazione elettronica sicuramente non è uno strumento per incentivare i lavori, per incentivare gli appalti. No, direttamente no, sicuramente no. Questo direi che no, questo non può essere, è uno strumento che per le imprese che lo devono utilizzare sicuramente è un aggravio burocratico che io penso, quando andrà a regime, diventerà una cosa fluida e probabilmente anche consentirà con delle soluzioni informatiche anche di avere anche altri benefici. Quindi è chiaro che nel frattempo qualche problema l'ha dato soprattutto a chi è meno strutturato, chi ha dovuto sostenere dei costi per potersi adeguare. Il grande vantaggio ce l'ha l'amministrazione finanziaria, questo sì, dopo. No, se volete torniamo, ma mi pare che... Il tema è proprio qua, no? Dipende dall'attività eccetera, no? Il problema di fondo qual è? Che se io uso un sistema informatico perché questo sistema mi dia utilità, bisognerebbe che tutti lo facessero nello stesso modo. E quindi cito due elementi per esempio, no? Tutti coloro che lavorano con l'estero, in andata e in ritorno, questo sistema non lo possono utilizzare o lo utilizzano solo diciamo, con un sistema non attraverso l'agenzia. Tant'è che dobbiamo fare l'esterometro, no? L'elenco. No, però se fai la fattura... Ecco. Dopodiché c'è tutta la questione, perché era un provvedimento utile, l'abbiamo chiesto anche noi, di tutti i soggetti minori, chiamiamoli così, fino a 65.000 euro. Anche là il principio è corretto, cioè questa platea di soggetti piccoli, che magari sono da soli, eccetera, gli diamo un po' di semplificazione e questo fa bene. Però siccome sono stati sbagliati i parametri, noi stiamo vedendo che c'è poca adesione sul nostro mondo su questa partita, perché se tu mi fai sì una tassazione favorevole del 15%, ma mi sbagli il criterio sul quale mi calcoli la mia redditività, è chiaro che io opto per il regime normale perché non vado a pagare di più. Quindi bisogna usare quest'anno come taratura e dopo metterla a regime, altrimenti tutte queste semplificazioni che noi chiediamo poi impattano nell'applicazione e alla fine viene fuori che la fattura elettronica diventa un provvedimento in più rispetto a tutto ciò che funzionava prima. Questo è il tema. L'amministrazione pubblica ha ricevuto indicazione sul fatto che se ci saranno dei risultati in termini di maggiori tributi incassati, poi in qualche modo vi verranno distribuiti anche nel territorio? Allora, noi come principio generale nel piano di interventi stiamo facendo delle riflessioni, potranno andare anche oltre il piano degli interventi, proprio per agevolare i comportamenti virtuosi dei nostri cittadini. Mi spiego meglio, faccio un esempio, gli oneri di urbanizzazione, e quindi mi ricollego con
con quanto si diceva prima, se l'amministrazione incassa meno poi c'è qualche problema. Io ritengo per esempio che Treviso abbia oneri di urbanizzazione in certi settori abbastanza elevati, e quindi una riduzione degli oneri di urbanizzazione a fronte di prestazioni energetiche delle case, a fronte di prestazioni virtuose eccetera, potrebbero incentivare, sì, mancherebbe all'inizio un po' di cassa, però potrebbe incentivare e dare più interventi numerosi, e quindi con minor gettito in entrata per singolo intervento avresti interventi più numerosi. Quindi queste cose sono cose virtuose che un'amministrazione deve pensare di mettere in gioco. Non è semplice, perché abbiamo un bilancio con delle entrate che sono delle entrate certe, non sono tante voci, però su questo stiamo studiando appunto di verificare questo miglioramento degli oneri di urbanizzazione. Come la valutate questa cosa? Potrebbe essere un motivo di sblocco del mercato? Certo, se ci sono dei principi che vanno verso una direzione, credo che convergere nelle azioni poi ci sia, perché se il tema è per esempio sempre quello di consumo zero del territorio, cioè incentivare le ristrutturazioni, incentivare le ristrutturazioni sia urbanistiche e magari un'area vasta piuttosto che una casa singola, quindi edilizie. Credo che se c'è l'incentivo fatto a livello nazionale, anche la coerenza di alcuni strumenti a livello territoriale, tutto aiuta per andare. E sì, dobbiamo stare attenti, che non dobbiamo guardare sempre i costi, no? È vero che l'inizio di questi incentivi è stato fatto quando c'era un po' più di disoccupazione eccetera, ma il principio vale lo stesso. Io credo che su queste materie non sia una minore entrata da parte dell'ente pubblico, ma sia un investimento, perché alla fine tu crei quell'elemento di spinta nell'economia, dove la gente invece di pagarla in cassa integrazione lavora, e se lavora pagherà qualche farà degli acquisti tassa, e quindi comunque paga l'IVA e l'IVA va nel circolo. Non dobbiamo sempre guardare solo, dice, ma lo Stato questa manovra costa, certo che costa, però cosa muove poi come indotto nell'occupazione, nel movimento? La stessa cosa è la questione oggi, perché ci sono delle risorse ferme anche a livello nazionale sulle grandi opere, non c'è solo la TAV, e le grandi opere hanno un doppio beneficio se vengono attivate: intanto la gente lavora, no? E quindi produce, e se l'economia gira, secondo rende più competitivo il territorio, perché voglio dire, non è che non abbiamo bisogno, non facciamo mica come una volta si diceva, no, che facevano fare un buco di qua, un buco di là per far lavorare la gente, non è mica così oggi. Se facciamo l'alta velocità si velocizza il sistema, se facciamo le opere pubbliche per alcuni interventi anche nei nostri territori sulla viabilità, c'è più sicurezza, meno incidenti, più competitività, rendi attrattive anche parti del territorio italiano che adesso non sono attrattive. Se noi vogliamo essere come siamo, la prima regione tra virgolette sul turismo, non è solo grazie al mare e alla montagna, c'è il lago, ci sono le città d'arte eccetera. Allora se tu crei dei collegamenti più veloci, evidentemente il meccanismo diventa più competitivo, e credo che su un momento come questo un po' di stasi dal punto di vista statico, dal punto di vista anche dell'economia e dell'attendismo, iniettare qualche risorsa pubblica che c'è, perché non è che manchino gli stanziamenti, almeno quelli che sono stati diciamo così approvati, come è stata accelerata per le piccole opere il percorso per gli appalti per velocizzare. Anche lo Stato può usare legge obiettivo e altri strumenti per dire: mettiamo in opera alcuni elementi, no, che creano Viotto, questi aspetti come possono combaciare con gli obblighi di bilancio imposti dall'Europa? Perché dopo c'è la copertina è sempre bella corta. Beh, allora dobbiamo dire che intanto ha ragione chi mi ha preceduto quando dice che l'investimento in infrastrutture genera. Infatti ci sono degli studi che hanno ormai detto che l'effetto moltiplicativo di degli investimenti pubblici è, se naturalmente sono fatti in modo efficiente, ovviamente, non è la buca nel deserto come si diceva una volta. Il reddito di cittadinanza è un investimento pubblico? No,
Allora, adesso mi chiamo. Direi che quindi mentre l'investimento in infrastrutture genera un effetto moltiplicativo, quindi investi €1 e avrai un PIL di 1,3, 1,4 in più, e infrastrutture non vuol dire soltanto ferrovie e strade, però per esempio vorrebbe dire edilizia scolastica, che potrebbe essere messa a norma, voglio dire, avremo un grandissimo bisogno di questo, però sono scelte politiche naturalmente dove mettere le risorse. È chiaro che la scelta politica invece di indirizzare risorse verso altre spese, che non sono investimenti, sono altre spese, non danno, secondo gli studi diciamo, più accreditati, possono essere sbagliati e smentiti, non danno lo stesso effetto moltiplicativo, anzi. Quindi è chiaro che il reddito di cittadinanza è una soluzione per un problema, che è vero, che esiste, magari ne crea di altri. Forse non è la soluzione giusta. C'è un tema, mentre gli investimenti poi averli quest'anno come effetto leva e non sono strutturali, quando tu metti una norma sulla spesa corrente questa diventa strutturale nel tempo e quindi mi crea spesa tutti gli anni, perché voglio dire, non dovrebbe essere, nel senso che chi prende il reddito di cittadinanza dovrebbe poi entrare nel mondo del lavoro, ma questa è l'aspettativa. Sì, ma il lavoro bisogna crearlo. Esatto. Il lavoro bisogna crearlo. E oltretutto magari non dovrebbe poi, visto che ha il reddito di cittadinanza, andare a lavorare in nero. Piccolo spazio pubblicitario. Rieccoci in onda, abbiamo continuato la chiacchierata mentre c'era questa pausa e penso che serenamente i tre ospiti di oggi, se potessero esprimere un parere a favore o contro il reddito di cittadinanza, non ne vedono grandi effetti positivi nel medio e lungo periodo. Ok, era giusto per la conferma e mi fermo qui. Invece ne approfitto, Sandro Zampese, anche per chiedere, anche Treviso ha delle opere sulle quali si ragiona da tanto tempo, strategiche anche soprattutto dal punto di vista della viabilità, parliamo dell'allungamento della tangenziale, strada ovest. Che speranze ci sono? Beh, intanto abbiamo la pedemontana che quindi tocca il nostro territorio e quindi produrrà degli effetti a nostro avviso positivi nel nostro territorio, anche sgravando delle strade che ad oggi sono abbastanza intasate di traffico. Quali, Zampese? La Feltrina per esempio, poi ci saranno ricadute sulla strada ovest, sulla Castellana, insomma è un'opera importante che ovviamente avendo poi il suo sbocco sul casello di Treviso Nord trova effettivamente quel flusso di traffico lo indirizza su strade che sono deputate a quella mole, a quell'intensità. Noi poi abbiamo delle opere che non sono di competenza comunale, però le seguiamo attentamente, sono il Terraglio Est, quindi il completamento del Terraglio Est che dovrà essere fatto, manca quella parte di Sant'Antonino, che dovrà essere fatto con tutte le mitigazioni ambientali perché passa attraverso l'edificato, quindi abbiamo bisogno, come abbiamo sempre da tempo affermato, che ci siano le opportune mitigazioni e stiamo seguendo il quarto tronco della tangenziale, quella per San Giuseppe Monigo per capirci, anche quella importante perché andrebbe a completare diciamo, la tangenziale ovest di Treviso e poi rimane ovviamente aperta la cosiddetta lato est, la tangenziale est di Treviso, la cui funzione dovrebbe essere supplita dall'autostrada della 28. E poi altre opere, per esempio abbiamo quelle che gestiamo noi, per esempio stiamo facendo due piste ciclabili molto importanti perché riteniamo che oltre che al traffico veicolare vadano sempre più realizzate a protezione dei pedoni, dei cicli, queste piste ciclopedonali che possono essere anche cicloturistiche. Una sarà fatta nella messa in sicurezza di via Sant'Antonino fino al confine comunale con Casier, dove abbiamo già preso degli accordi, e l'altra sarà fatta a Castagnole,
fino al confine comunale con il paese. In un flash, quali di queste opere secondo lei potranno essere terminate in questo quinquennio? Le nostre sicuramente. Per quello che abbiamo parlato prima, quindi il quarto lotto della tangenziale, quindi il tronco ovest della tangenziale e il terraglio est, lì diciamo, abbiamo percepito che c'è la volontà di realizzarle, addirittura una legge obiettivo, e quindi presumo che le risorse vengano reperite entro il quinquennio. Certo che non siamo noi a dirigere questa operazione. L'agenda e dettare i tempi. Il cronoprogramma non è nostro. Allora, notizie di queste ore, insomma, che ha sconquassato un po' il nostro territorio sono quelle relative alle infiltrazioni criminali in una zona del Veneto. Sappiamo, insomma, le vicende del Veneto orientale, Reclea e quant'altro. La domanda che il cittadino si pone è, perché noi sappiamo che allora, al netto di quello che fa un'organizzazione criminale, diciamo, si può muovere in base a quelli che possono essere i limiti anche burocratici che vengono imposti dalla pubblica amministrazione, no? E il cittadino medio può dire: ma è sufficiente la burocrazia a riguardo? Sì, no, perché dall'altra parte spesso sentiamo gli imprenditori che giustamente dicono che non ne possono più della burocrazia perché fanno fatica a lavorare. Allora, grande premessa, però per arrivare alla domanda, la burocrazia aiuta, è sufficiente, non è sufficiente per cercare di limitare questo fenomeno? Le lascio un attimo sedimentare la domanda, Viotto, e sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Niente, io volevo chiedere che adesso ha fatto la domanda sulla burocrazia. Sì. Che non sia la burocrazia che blocca questo mercato, perché penso che ce ne siano tanta e dovrebbe essere più snella. Più snella, sì. Ecco, vede Nadia, siamo Grazie, telepatici, arrivederci. perché io ho visto che si è illuminato il LED del telefono e sapevo già qual era la sua domanda, vede che gli ho fatto il posto suo. Nadia, scherzavo? Nadia? Bene, allora, ringraziamo Nadia che ci ha chiamato e che insomma insieme a me ha fatto la domanda a Viotto e poi ovviamente anche agli altri due ospiti. Ma devo dire che per quelle che sono i sentimenti che sento dai miei clienti, dagli operatori, non c'è dubbio che la burocrazia nel settore anche delle opere pubbliche sia elevatissima. Ma è tutto il mondo indispensabile, della sicurezza del lavoro, molte cose sono utili. Poi è chiaro che nel momento in cui gli adempimenti diventano burocratici, forse diventano anche non utili. Cioè, se tu ti devi occupare di sicurezza del lavoro e come dire, tutto si risolve nel fare un pacco di carta così, alla fine, come dire, forse non c'è una grandissima utilità. La burocrazia non sempre è utile, anzi direi. Per quanto riguarda le questioni legate alle infiltrazioni malavitose, non c'è dubbio che c'è l'attività dell'ANAC che è molto importante sui grossi appalti per quello che può fare, e il lavoro che fa l'ANAC è molto importante, e chiaramente poi c'è l'opera della magistratura. Io non sono convinto che la burocrazia aiuti a tenere lontani i dati lo stanno dimostrando. No, assolutamente. E ci sono dei punti dove secondo lei si potrebbe un attimo sgravare la burocrazia, intendo? Ma sicuramente poi c'è tutto il tema, diciamo, delle autorizzazioni pubbliche, e lì bisognerebbe intervenire in modo pesante, in modo tale che, come dire, tra il momento in cui viene chiesto il permesso per un'opera pubblica o un intervento, come dire, tutto fosse più veloce nel controllo. Assolutamente, lì è il settore pubblico che deve essere snellito. Zampese, lei che lo vive da lì dentro? Ragiono allo stesso modo. Le opere pubbliche hanno una burocrazia eccessiva e dovrebbe essere parte diligente, iniziare dai comuni ma anche da regione e Stato, di snellire questi procedimenti, perché siamo arrivati a un periodo di informatizzazione delle pratiche eccetera, al quale però non ha corrisposto una snellezza nella burocrazia,
quindi e soprattutto nella risposta, nelle tempistiche di risposta degli vari enti che sono interessati a una progettualità. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere ridimensionato, si dovrebbero acquisire pareri più velocemente e si dovrebbero avere anche meno normative, perché come è già stato detto in precedenza, assolutamente l'eccesso di burocrazia è assolutamente slegato da qualsiasi forma di criminalità, perché io vedo in altri paesi, le realtà in altri paesi, Francia, Germania eccetera, dove la burocrazia è al minimo e non è che abbiano tassi di criminalità più elevati dell'Italia, anzi. No, ma credo che allora la corruzione, le tangenti, tutta questa cosa, no, si risolvono solo se noi creiamo una pubblica amministrazione efficiente e trasparente. Perché se tutto procede è un diritto, nessuno ha bisogno di andare dall'amico dell'amico, no? Allora la semplificazione è essenziale, ma noi non possiamo parlare di semplificazione se non diamo chiarezza di competenza agli enti, perché il problema è che su qualsiasi cosa tutti devono mettere la loro. Da noi un po' si è semplificato attraverso le conferenze di servizi, attraverso lo sportello unico, eccetera. Però da noi, nei nostri territori, siamo ancora abbastanza efficienti, non è che le pratiche aspettino tanto rispetto ad altri territori. Però è mai possibile che uno per fare un buco per terra, per fare una roba, deve avere il parere di 10 soggetti? Cioè, questo è il vero problema, perché non si risolve la questione burocratica sostituendo un elemento cartaceo con uno telematico. Si alleggerisce se qualche provvedimento lo togliamo, e se diciamo il comune ha queste competenze, fino a queste misure, fino a questo territorio eccetera, c'è il comune punto da capo, dopo intervengono gli enti superiori e avanti così. Invece noi abbiamo una confusione di norme che nel tempo si sono stratificate, no? Senza toglierne altre, che questo Paese ha bisogno di una revisione completa, perché evidentemente da quando sono state introdotte anche le regioni nell'ordinamento, sono passati 49 anni, voglio dire, le cose chiare non ci sono, e quindi se ogni cosa che uno deve fare deve aspettare il parere di tutti, è evidente che ci vogliono tempi lunghi e la macchina è complessa e i tempi sono complessi. Solo, ripeto, semplificazione e efficienza sono il vero strumento per ridurre, eliminare non si può, perché purtroppo ladri ce ne saranno sempre, ma la semplificazione facilita anche il controllo, facilita il percorso e facilita anche il fatto che uno ha un diritto, gli viene dato, non ha bisogno di andare a fare tante storie. Sappiamo essere un forte limite anche per gli investimenti stranieri, perché poi certo, a prescindere che non ho capito perché ultimamente si deve criminalizzare quando c'è l'investimento di qualche società straniera nel nostro paese, anzi ben venga, perché vuol dire che siamo attrattivi e averne, però veramente chi arriva dall'estero si blocca a un certo punto. Sì, ma è la stessa cosa, no? Questa è la burocrazia e la giustizia, che secondo me hanno la stessa malattia, perché non è bisogna aumentare che gli organici, abbiamo visto come i nostri territori sugli organici dei servizi dello Stato siano molto carenti rispetto ad altri territori, no? Perché in funzione della crescita che c'è stata non c'è stato un adeguamento. Però se noi semplifichiamo anche la normativa all'origine, probabilmente, soprattutto in giustizia civile, ci sarà anche qualche meno contenzioso poi, no? Questo è evidente che è tutto di conseguenza. E invece il combinato risposto fa sì che la gente, allora se trova qualche azienda da comprare pronta, magari anche fa i conti e l'investimento lo fa, perché abbiamo anche aziende che sono competitive. Investimenti a partire da zero nessuno li fa in questo paese, perché non sa quando inizia, non sa mai quando finisce, e i cicli produttivi oggi sono molto, molto veloci. Una volta uno stabilimento per 40 anni faceva le stesse cose, no? E quindi un anno più, un anno meno, la partenza era irrisorio. Oggi tu hai dei cicli che durano 6-7 anni, perché dopo cambia il mercato, cambia il prodotto. Se su 6-7 ne perdi 2, qualcun altro arriva prima di te. Oggi il tempo è una variabile assolutamente indispensabile proprio per gli investimenti, come diceva lei, lo straniero che non si trova basito di fronte a normative e anche a poca certezza sull'investimento anche di medio termine, quindi partire da zero la vedo assolutamente difficile, perché non c'è certezza nei tempi
e neanche nelle destinazioni certe volte. Che è quello che appunto diceva Sartor su quelle che sono le competenze magari sovrapposte di vari enti. Brevissima pausa. .com. Eccoci, allora ultima parte di quest'ore 13, così riassumendo allora come sbloccare. La seconda ricetta è quella di capire se in qualche modo riducendo la burocrazia o comunque chiarendo quelle che sono le competenze dei vari enti e magari decidere che qualcuno debba stare fuori dalla partita. Sicuramente potrebbe dare una mano. Viotto, però a mio parere troppo spesso comunque la ricetta è quella appunto o di uno sgravio o di un finanziamento pubblico, cioè mi sembra che siamo un paese che comunque ha sempre il vizio di dover attingere dallo Stato per avere degli slanci. Non c'è anche qualche altro sistema dove si possano mettere in discussione le classi imprenditoriali? Beh, oddio, per quanto Non riguarda vorrei farle perdere dei clienti con la risposta. No, gli imprenditori tendono all'efficienza per definizione, imprenditore, perché o è efficiente e sta sul mercato oppure salta, quindi non c'è problema. Io sono convinto che nel settore edilizio l'investimento pubblico sia fondamentale. Noi non possiamo pensare di far ripartire un sistema se non ci sono investimenti, che devono anche essere, però non solo investimenti sulla carta, quindi si continua ogni anno a dire abbiamo stanziato 8 miliardi, 10 miliardi. Allora diciamo che i rendering sono ma ogni tanto qualcuno li ha spesi questi miliardi, perché si vede ogni tanto una strada che viene messa a posto, ma i veri investimenti pubblici dove sono? Questi miliardi che sono stanziati dove sono? Io non ne ho visti molti francamente. Allora dico, bene, mettiamo questi investimenti, questi soldi sul piatto e spendiamoli veramente. Lo fa lo Stato, lo fa le regioni, a quel punto la burocrazia dovrebbe snellirsi di per sé, perché basta fare un appalto serio, non dovrebbero esserci grandissime cose ulteriori. Sì, è anche vero che se però un paese, sì, come si diceva prima facendo degli esempi concreti, perché sono di questi giorni barra mesi, è inserito in un continente, il continente ha detto ti do dei soldi per fare quest'opera, qual è questa? Bene, come fai così? Sì, ok, vai, te li do, inizia, lavora, fai gli appalti, approva gli appalti, poi a metà lavori, tac, ci si sveglia, no, quell'opera non va più fatta perché l'ha deciso la piattaforma Rousseau. È la peggior cosa che non è un sistema fare. Che può funzionare. Non può funzionare evidentemente, cioè tu perdi la faccia perché tu quando fai un accordo, l'accordo lo devi sottoscrivere a livello internazionale ancora di più. Quindi hai fatto un accordo per fare quell'opera e in quel momento è stata fatta la valutazione di quell'opera, l'accordo è stato fatto, l'Unione Europea ha messo i soldi, l'Italia deve mettere i soldi, la Francia deve mettere i soldi. Cioè, mi viene in mente anche l'opera più vicina che è quella che citava prima Zampese, cioè si sta cercando di fare la stessa cosa, bloccare un'opera che ormai cosa manca? Il 20%, il 15-20%? No, ma di più. Di più? Sì, ma comunque... Però, come si diceva, ci sono tutti gli accordi già fatti, è iniziata e quindi adesso avere queste strategie di demandare a strumenti che sono idonei solamente per ridurre l'impatto ambientale, per decidere se va fatta o no un'opera, sembra una giustificazione, non si possono fare queste cose. Quindi ha ragione chi resiste, insiste nel rivedere questi dati proprio per cercare di riuscire a farla. Ma anche perché c'è un elemento, no? Noi vituperiamo sempre l'Europa e la prendiamo sempre, qualche volta la prendiamo per nascondere i nostri mali, no? Nello sport preferito nascondere la propria inefficienza e dire colpa di qualcuno. Scaricabarile, dai, sono stati campioni mondiali per innumerevoli edizioni. Se però c'è una cosa che l'Europa ha come indirizzo, la strategia dei corridoi, diciamo così, di collegamento, le strategie le ha e le risorse anche aiuta a metterle e permette agli Stati di metterle, perché se tu vai in Europa e dici devo sforare dal 2 al 2,5% per fare un'opera, tu vedrai che la otterrai molto più facilmente che sforare per fare una spesa che poi si trasforma in spesa. Questo è il primo aspetto. Il secondo è che se c'è una cosa che l'Europa e noi non abbiamo è quella di una programmazione, che è quello che manca, perché noi per tanti anni abbiamo avuto poche possibilità di alternanza
di governo in questo paese, ma oggi che abbiamo l'alternanza lo sport preferito di chi arriva è demolire quello che ha fatto quello prima, e così tanto avanti non vai. Decisamente no. Se posso ricollegarmi alla sua domanda di prima, è chiaro che nel momento in cui lo Stato interviene, mette i soldi, fa gli investimenti e li fa, anche il privato, come dire, è incentivato, perché il privato sa che c'ha, come dire, un'opera pubblica da portare avanti e fa l'investimento, e allora si allunga, allora ecco l'effetto positivo che si diffonde. È chiaro che se lo Stato dice ho 8 miliardi, li devo fare opere pubbliche e non le fa, è chiaro che il privato, come dire, da canto suo non può programmare un investimento se non sa che quell'opera partirà. Mi pare evidente, elementare, direi. Bene, allora stiamo capendo che la partita ovviamente è molto complicata, non c'era dubbio assolutamente che da ore 13 venisse fuori la soluzione definitiva a tutti i problemi, però direi che con gli ospiti di oggi stiamo cercando di avere un quadro più generale e anche delle categorie che si mettono in discussione, perché poi, mi perdoni Sartori, ne approfitto visto che è qua. Prima si diceva sì, l'imprenditore fa programmazione e quant'altro, è anche vero che a un certo punto la bolla edilizia che è scoppiata nel nostro territorio è stata anche frutto, diciamo, di una programmazione carente, certo, e anche, diciamo, di specializzazioni che proprio non erano tali. Perché... Ma qua il dottor Viotto è più esperto di me, perché è il suo mestiere, che bisogna sulle questioni, per l'imprenditore e per il territorio, l'economia dovrebbe andare sempre abbastanza piatta, no? E allora sempre magari un po' in leggera salita, possibilmente leggera salita, ma sempre costante, quindi crea un elemento. Purtroppo abbiamo sempre i picchi alto e basso, e come ci preoccupiamo quando i picchi sono negativi, è evidente che quando il picco è troppo alto ed è distorsivo del mercato, bisogna stare attenti perché può creare qualche caduta più forte. Questo vale in fisica e vale anche in economia. Allora, se è così, perché è stato distorsivo del mercato all'epoca? Perché non è stata generata dalla domanda tutta la parte edilizia, è stata generata dall'offerta, senza capire se la domanda... C'era un eccesso di liquidità, diciamo così, ecco, nel sistema. Nel sistema che quindi l'offerta più alta della domanda crea queste cose, purtroppo. Sì, la mia provocazione è per dire che effettivamente, diciamo, che tutte le categorie si devono mettere in discussione, perché per quel che le riguarda... Ma tante di malanni, no? anche sul sistema bancario, sono stati causati anche dalla bolla edilizia, e si è messa nell'edilizia gente che non faceva neanche quel mestiere là, cioè con delle società costruite ad hoc, e non solo chi faceva il mestiere di professione, no? Certo. Tant'è che bisogna anche dire comunque che prima della crisi non c'era solo l'offerta, perché la domanda, cioè, si comprava tutto, cioè, qualsiasi cosa venisse posta nel mercato veniva comprata a prezzi altissimi, quindi c'era anche un'euforia fasulla, oggettivamente non era riscontrabile, però c'era questo mercato drogato che ha portato poi al crollo verticale. Sì, c'era anche una questione demografica che secondo me non è stata valutata, perché io che sono nella classe di età dell'apice delle nascite in Italia, negli anni 90 avevo 20-25 anni ed era il momento in cui potevo iniziare a pensare di fare famiglia, e dopo la prima cosa che uno dovrebbe fare quando fa il mercato dell'edilizia è capire quanti nascituri ci saranno, per generare una famiglia. Il sistema produttivo si è trasformato, certo. No? Oggi interventi massivi non ci sono pochi, abbiamo più specializzazione, produzione di qualità, che hanno bisogno di spazi anche più inferiori. Piccoli, no? Certo. Quindi... Bene signori, grazie, buon lavoro, mi raccomando impegnatevi sulle rispettive per dare una spinta a questo aspetto economico, che poi ne viene del bene per tutti. Ciao a tutti coloro che ci hanno seguito da casa.